Il mio nome è Weinand Guido, sono insieme a mia moglie Deborah e mio figlio Davide, siamo i proprietari di questa struttura che dopo andrò a presentarvi. Vi farò un po' da cicerone all'interno delle sue sedette, all'interno delle sue ale. Costruito la struttura intera da quando era un rudere della prima guerra mondiale. Nello specifico i miei genitori, i miei zii hanno iniziato i lavori nel 1970 e ne hanno terminati nel 72 e hanno aperto un ristorante. Ora tutt'oggi è un albergo a tutti gli effetti, un 3 stelle superior e con tutti i suoi comfort, e potrete vedere delle immagini successive e delle spiegazioni di cosa stiamo parlando. Questa è una fortezza ex forte austro-ungarica, quindi l'impero asburgico. Qui voi vedete le mura, e qui sono state praticamente grattate. Qui abbiamo insabbiato, abbiamo tirato fuori la roccia pura, diciamo. Mentre nella parte di sopra, adesso vedete, invece era stata già a suo tempo imbiancata, dove vedete il bianco, qui era stata presa da una cannonata. Praticamente qui le artiglierie italiane erano su quel versante là, all'inizio, sul colmo di quella cima, sul bordo della cima, e attaccavano da quel versante verso il versante austriaco. E qui aveva preso la cannonata. Qui c'era una saletta, qui era la vecchia cucina, perché qui c'era la cucina. E qua sotto ci sono le vasche della cucina che venivano prese da là, c'erano le vasche dell'acqua della cucina stessa. Però qui cenavano, pranzavano, mangiavano, diciamo, le truppe, no? C'erano circa 15 persone qua di stazionamento su questa fortezza, e è capitato un po' di anni fa, quando io ero più giovane, che arrivassero dei clienti di una certa età, quindi si parla di, al mio tempo io avrò avuto 25 anni e 20 anni, avevano circa 85-90 anni, e entrano e mi dicono: posso parlare con qualcuno della proprietà? Sì, vengono da me e dicono: guardi, io le dico questo, io ero di stazionamento su quella feritoia col fucile, in tedesco naturalmente, no? Erano di stazionamento su quella feritoia di auto. Vengono i brividi perché dici: cavolo, io ho fatto la guerra, ero qua quando c'era la guerra, e lì c'era il mio posto. Queste sono scale ancora originali. Posso vedere qua? Questo in mattoni, dall'esterno si vede meglio. Questo in mattoni è l'altra parte che è stata bombardata, vedete? Questa era una simil torretta a quella che c'è di là, praticamente. Ha preso anche questo un bombardamento, e in questo caso l'ha preso però non proprio da sud, ma dalla parte dove gli italiani stavano invadendo il territorio austriaco, e l'hanno preso da questa parte. Questa qui invece era privata, e l'ha acquistata mio padre con mio zio, dopo l'ha acquistata per una partita a carte, nel senso che ha fatto una partita a carte e hanno detto: guardate che se vinciamo ci vendete il terreno, non la fortezza, il terreno, perché era sulla strada, era la strada di passaggio. Questa è la strada 48 dei Dolomiti, è la più famosa, la più vecchia, la più conosciuta, la strada che c'è nei Dolomiti, parte da Trento fino a Cortina, e hanno detto: perché no, compriamola, no? Vinto la partita a carte, comprato per una più bella mano, e abbiamo comprato, detto: dacci anche la fortezza che c'è sopra, stranamente privata, chissà perché, però dacci anche la fortezza che c'è sopra. Cosa fatta? Comprata, mio zio e mia madre l'hanno restaurata, hanno fatto all'inizio un bar ristorante, dopo mio zio ha avuto problemi di salute, si è ritirato, ha acquisito tutto mio padre e ha cominciato a fare l'albergo, la struttura. Nel 1972 è stato aperto il primo ristorante Fortezza, nel 1972, quindi è stata acquisita nel 1970. Adesso arriviamo fino a 70 posti letto, è diventato albergo a tutti gli effetti. Prima è stato fatto il ristorante, poi è stato fatto alcune camere, dopo Garni, dopo le strutture erano un po' divise, ma c'era il collegamento sotto che dopo magari vi faccio vedere, e l'ultimo lavoro, che la hall che vedete, il terrazzo sopra, è stato fatto l'anno scorso, fra aprile e maggio. In 2 mesi abbiamo fatto la costruzione velocissimamente per tutta la stagione. Apre fine maggio, fine settembre, e primi dicembre, quindi Sant'Ambrogio fino a Pasqua. Le piste più vicine sono qua sopra, in linea d'aria 1,5 km, di là in linea d'aria 1,5 km, e a Rabba c'è la partenza del centro turistico,
che praticamente si collega con tutto il super ski. Araba è proprio fulcro centrale del super ski. Allora, le Olimpiadi è una gran bella cosa, nel senso che averle vinte è un toccasana per tutti, è una botta di vita economica e turistica. Una gran forza che ci ha fatto vincere rispetto a Stoccolma è il fatto che noi abbiamo i posti letto, abbiamo le strutture alberghiere, abbiamo il turismo, sappiamo fare turismo. Questa è la sala principale dove facevano, noi adesso facciamo la sala ristorante e prima c'era la sala dove controllavano i confini, prima di tutto perché essendo anche più alti potevano avere più controllo di tutta la zona, sia a sud che a nord, est e ovest. E vedete i muri, una cosa che ci tengo a dire è, guardate i muri esterni. Sono molto spessi. Hanno una larghezza che va da 1,40 m a 1,70 m. Adesso fare una cosa di questo tipo sarebbe impensabile e vantaggioso al massimo, non si potrebbe penso neanche mai fare. Sì, d'inverno manteniamo il fresco, che oggi non ce n'è bisogno di dire la verità. No. D'inverno manteniamo il caldo. Per scaldarlo, la struttura, per scaldare questa struttura, non dico quella di là, noi lo facciamo con un anticipo di 15 giorni minimo e non è ancora abbastanza caldo perché devono scaldarsi tutti. Di questa saletta, se volete venire giù anche l'entrata, questa saletta qui è la stessa torretta, che è stata formata da 2 torrette, che si trova diciamo sulla parte opposta della struttura, che però purtroppo non c'è più. Noi abbiamo messo la struttura in mattoni per far evidenziare che non è originale, ma è stata rifatta solo per decoro. Abbiamo creato questo plateatico e abbiamo fatto la terrazza con la vista direttamente sul Pello, su Cavilana, sul Civetta e sul Sella, il gruppo del Sella. Qui c'è la cantina dei vini e qui finiva dove c'è i mattoni, ci sono i mattoni, finisce il forte della Este, esatto, che abbiamo trovato all'interno della struttura della fortezza a suo tempo, no? E possiamo vedere gli elmetti che dopo sono elmetti, alcuni sono italiani, alcuni sono austro-ungarici, alcuni tedeschi, gli esperti, gli appassionati me ne richiedono spesso. E su al Pordoi hanno fatto un museo della Grande Guerra, molto molto bello, gente del posto locale, e un plauso va fatto perché hanno fatto una cosa meravigliosa. Sarebbe anzi andarlo a vedere, ed è un museo che racchiude tutte questi cimeli e sono stati trovati, la maggior parte sono stati trovati sul Col di Lana, sulla nostra zona, da questi ragazzi che hanno creato questo museo, ed è veramente un'opera d'arte, dovreste andarlo a vedere. Il fortino finiva qui, noi qua l'abbiamo aperto e abbiamo collegato la struttura alberghiera alla fortezza. Una camera, è una junior suite, dove abbiamo lasciato il muro della fortezza, cioè le mura intatte della fortezza. Questa è fatta con un legno che si chiama, ha un trattamento particolare che si chiama Old America. È un larice spazzolato, invecchiato, laccato e acidato, e le mura sono state pulite però lasciate nel modo più originale possibile. È una junior suite, sono camere con tutti i comfort, la TV 50 pollici, hanno terrazze panoramiche con sulle Dolomiti, hanno il wifi, hanno un po' di tutto, la minibar, hanno un po' di tutto insomma, no? E la doccia l'abbiamo fatta allo stesso sistema, cioè abbiamo lasciato la doccia. Sì, perché meritava insomma, no? Perché andare a coprire l'opera d'arte fatta da queste persone, e si può vedere anche la doccia, vedete che la doccia è anche fatta lasciata con il sasso originale. Allora, in questo momento ci troviamo nell'area benessere, che è il fiore del fiello dell'albergo. Come potete vedere ci sono determinati servizi che sono piacevoli sia per il periodo invernale che per il periodo estivo, dopo una giornata di camminate oppure dopo una sciata sulle nevi delle Dolomiti. Abbiamo le vasche di uva sacra che sono incastonate nella roccia in questo caso, ed è parte sono le mura del forte della fortezza, parte è una roccia creata dall'uomo e sono trovate in passaggio con l'acqua corrente e con la fonte corrente. Dopo abbiamo il knife, abbiamo una doccia a fiocco, dopo una sauna è piacevole un getto di acqua fredda proprio della fonte,
Abbiamo la sauna bagno turco, la sauna olandese si sa a temperatura di 100 gradi e il bagno turco è senza pimenta alpina, di erbe alpine scusate. Qui abbiamo la doccia tropicale con l'essenza al mango, al maracuja. Verrà ampliato, verrà fatta in quest'area, amplieremo, faremo la piscina con tutti i suoi caratteristici, con tutti i suoi gesti d'acqua e amplieremo la zona delle saune con varie saune di vari tipi.